Buongiorno da Sicilia 24, questi titoli di oggi. Amministrative in Sicilia, urne aperte sino alle 15 nei 71 comuni interessati, tra i quali 3 capoluoghi di provincia, 5 candidati unici a sindaco sicuri di aver vinto dopo il superamento del quorum del 50% dei votanti. Su Telecolor oggi il punto, edizione speciale per dati, collegamenti e commenti. Notte di violenza a Palermo, una rissa tra giovani in via La Lumia finisce a colpi di pistola, ferita alla testa, una ragazza di 22 anni che sarà operata. Indagini in corso, al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza. Ancora episodi di violenza ad Agrigento e provincia. Nel cuore della città 2 giovani si affrontano a colpi di bottiglia tra i passanti a Santa Margherita di Belice, 12 indagati per una maxi rissa nel centro storico. A Noto, nel siracusano, arrestato 54enne accusato di avere sparato contro la casa e l'auto dell'ex compagna, minacce e atti persecutori, sequestrata anche una sostanza corrosiva nell'auto. Incendio doloso al Lido Esagono di Aci Castello nel catanese. Confcommercio e balneari lanciano l'allarme su possibili pressioni mafiose nel settore, chiedono più tutele. Catania, 2 giovani, un 21enne e un 23enne sono morti in un incidente tra moto nella notte nel centro della città. La polizia locale indaga, tra le ipotesi l'alta velocità e una mancata precedenza. A Mondello, nel Palermitano, sfilata di auto d'epoca sul lungomare, il concorso di eleganza tra storia, motori e turismo. Calcio, disastro Catania, la squadra di Toscano crolla ad Ascoli nella gara di andata di semifinale play-off al Del Duca, finisce 4-0 con i padroni di casa dominatori assoluti della partita. Ben trovati, manca davvero poco alla chiusura dei seggi perché anche oggi si è votato per le amministrative in 71 comuni siciliani, tra cui ci sono 3 capoluoghi. Noi sentiamo un riepilogo anche relativo appunto all'affluenza che sembra in diminuzione da Manlio Viola. Affluenza quasi al 46% in Sicilia alla fine della prima giornata di votazioni in 71 comuni chiamati alle urne. Alle 23 di ieri sera avevano votato esattamente il 45-95% degli aventi diritto. Nei grandi centri l'affluenza è altalenante, a Messina ad esempio si ferma al 46,46%, un dato sovrapponibile a quello regionale ma in calo di 9 punti rispetto all'affluenza di 4 anni fa. Ad Agrigento 46,01% dei votanti alle urne contro il 46,05%, dato praticamente uguale, con uno scostamento statistico irrilevante. Ad Enna affluenza al 46,31 contro il 51,96, 2 punti e mezzo in meno. Nei 17 centri al voto con il proporzionale, in caso di secondo turno, quello di ballottaggio, si voterà domenica 7 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 8 dalle 7 alle 15. Negli altri 54 comuni al voto stasera si conoscerà certamente il nome del nuovo sindaco. Curiosità il fatto che l'affluenza maggiore si registri in un piccolo comune montano della provincia di Palermo, oscillato con il 68,12%, ma comunque in calo rispetto al passato. L'affluenza più bassa invece si registra a Pietraperzia nell'Ennese con il 30,17%. Urne aperte anche oggi fino alle 15, poi immediatamente operazione di scrutinio. Dalle 15 inoltre a seggi chiusi parte l'edizione speciale della trasmissione Il Punto, dedicata proprio alle elezioni amministrative 2026. 100 anni compiuti e il voto come diritto irrinunciabile a San Leone, frazione balneare di Agrigento. Vi mostriamo la nonnina Giovanna Lavalle che si è presentata al seggio appunto il giorno dopo il suo compleanno. Dal 1946 non ha mai rinunciato alle urne. Davide Sardo. 100 anni è una scelta che vale più di 1000 parole. Andare a votare. A San Leone, frazione balneare di Agrigento, si è presentata al seggio la nonnina Giovanna Lavalle. Ha compiuto 100 anni il giorno prima delle elezioni e ha deciso di non mancare. Come fa dal 1946, ha voluto esercitare il suo diritto di voto. Prima ha chiesto informazioni su candidati e liste, poi ha scelto in autonomia chi sostenere per il futuro della città.
Accompagnata da figli e nipoti, è arrivata al seggio tra la sorpresa di presidente e scrutatori, che non credevano ai loro occhi. Tutto si è svolto in un clima di emozione e rispetto. Dopo il voto, anche una foto ricordo, con la sua tessera elettorale e una storia di partecipazione lunga una vita. Un gesto semplice ma potente che richiama tutti al valore del voto e della democrazia. A Gela il presidente della regione siciliana Schifani si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai magistrati della procura nell'inchiesta sulla frana di Niscemi. Il governatore, indagato per disastro colposo insieme ad altre 12 persone, ha però reso dichiarazioni spontanee e consegnato una memoria difensiva con documenti allegati. Adesso parliamo purtroppo di una scia di violenza in più province dell'isola. Andiamo a Palermo, colpi di pistola nel centro tra via Quintino Sella e via La Lumia. Ferita una ragazza alla testa, la giovane dovrà essere operata ai proiettili esplosi durante una rissa che hanno raggiunto un SUV dove appunto all'interno c'era una coppia. La 22enne si trovava proprio a bordo di questa vettura. Marco Gullà. 4 colpi di pistola sparati nel cuore della notte, una ragazza di 22 anni che resta ferita. Questo l'epilogo di una rissa in via Isidoro La Lumia a Palermo. Momenti di tensione all'incrocio con via Quintino Sella. Intorno alle 2:45, dopo spintoni, calci e pugni, un giovane ha estratto una pistola dal borsello e fatto fuoco. 4 i proiettili sparati. Uno di questi ha raggiunto un SUV. All'interno c'era una coppia. La ragazza, che era a bordo, è stata raggiunta da un colpo d'arma da fuoco in testa e il proiettile le è rimasto sotto la cute. La giovane non è in pericolo di vita, il proiettile per fortuna le è rimasto sotto la cute e le ha provocato una frattura della teca cranica. Stanotte, tarda nottata, tra le 2:30 e le 3 meno un quarto, senti degli spari, delle esplosioni, che si poteva immaginare potessero essere dei giochi d'artificio, invece la gente qua vicino, i residenti, sono stati proprio svegliati dal rumore forte che erano pistolettate. Una rissa che inizia in via Quintino Sella, bottiglie a terra, locali danneggiati come vediamo dalle immagini, poi gli spari, il fuggi generale. Questa mattina la strada è chiusa al transito, indagini in corso per ricostruire la dinamica. Via La Lumia rientra in zona rossa, ma i residenti lamentano da mesi chiasso e confusione, soprattutto nel weekend. Malissimo, perché parecchi di noi hanno difficoltà a dormire. Le telecamere di videosorveglianza potrebbero avere filmato la scena. E come vi dicevo, una scia di violenza che si estende anche in un'altra provincia siciliana. Andiamo nell'Agrigentino, tra il capoluogo appunto e la provincia. Sono 2 gli episodi che ci racconta Davide Sarto. Fine settimana di violenza, risse e sangue nell'Agrigentino. Dal capoluogo alla provincia, tra Agrigento e Santa Margherita di Belice, esplode l'allarme sicurezza con aggressioni, feriti e giovani denunciati. Scena da Far West ieri mattina nel cuore di Agrigento, a Porta di Ponte, in via Atenea. 2 giovani immigrati sono affrontati a calci, pugni e colpi di bottiglia sotto gli occhi di passanti e turisti, mentre centinaia di cittadini si recavano ai seggi per votare. Una lite sfociata in pochi istanti nella violenza e conclusa solo grazie al tempestivo intervento degli agenti delle volanti che hanno evitato conseguenze peggiori. I 2 contendenti hanno riportato ferite non gravi e sono stati medicati dal personale del 118. E non è stato l'unico episodio. 12 giovani sono indagati per la violenta rissa scoppiata sabato pomeriggio a Santa Margherita di Belice, coinvolti 5 tunisini minorenni, ospiti di una comunità, e 7 ragazze del Belice, tra cui 2 minorenni. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, tutto sarebbe nato nel centro storico per poi trasformarsi in una furibonda aggressione a colpi di sedie e bottiglie. Diversi feriti trasportati in ospedale, alcuni dei giovani coinvolti erano già noti alle forze dell'ordine. I carabinieri della compagnia di Noto hanno arrestato un uomo di 54 anni in flagranza per atti persecutori. L'uomo intorno alle 23 di ieri avrebbe esploso alcuni colpi di arma da fuoco sulla porta d'ingresso dell'abitazione e sulla autovettura della ex compagna 35enne per poi allontanarsi. È stato fermato pochi minuti dopo. L'uomo in un primo momento ha forato con un coltello i pneumatici dell'autovettura parcheggiata fuori dall'abitazione della ex per poi tornare
ritornare alcuni minuti più tardi ed esplodere i colpi d'arma da fuoco. Dalle indagini è inoltre stato accertato che l'uomo già nei giorni precedenti avrebbe minacciato di sfregiare la donna con l'acido. Non è stata rinvenuta l'arma di fuoco utilizzata dall'indagato, ma all'interno della sua autovettura invece è stata ritrovata una bottiglia contenente delle sostanze corrosive. E adesso torniamo sull'incendio doloso che ha colpito il lido esagono di Aci Castello nel Catanese. A meno di 48 ore dal rogo la struttura è regolarmente aperta al pubblico nonostante i gravi danni subiti, ma nel frattempo l'episodio ha innescato una dura serie di reazioni. Confcommercio e il sindacato dei balneari lanciano l'allarme sul rischio di forti pressioni mafiose nel settore. Adelaide Barbagallo. La risposta più forte a chi ha appiccato il rogo, devastando parte del solarium, arriva direttamente dai gestori. Nonostante i gravi danni, il lido esagono lungo la scogliera di Aci Castello nel Catanese è regolarmente aperto. Un segnale di resistenza immediato dopo la notte in cui i criminali sono saliti dagli scogli per appiccare il fuoco. L'attentato ha innescato un'ondata di indignazione e reazioni. Il presidente di Confcommercio Catania, Pietro Agen, parla di sciacalli per un attacco compiuto a un'azienda che cercava di ripartire dopo i danni del ciclone Harry. Un gesto vigliacco, lo definisce Ignazio Ragusa, presidente regionale del sindacato italiano balneari, studiato per colpire un'impresa proprio nel momento più delicato dell'anno, quando si lavora senza sosta per garantire servizi, sicurezza e accoglienza ai cittadini e ai turisti. Entrambi lanciano l'allarme. La criminalità organizzata punta a impossessarsi delle imprese balneari e chiedono alle istituzioni di accelerare il rinnovo delle concessioni per proteggere le aziende sane. Solidarietà anche dai gestori di altri stabilimenti. Le indagini delle forze dell'ordine intanto proseguono per dare un nome ai colpevoli. Bagno di sangue a Catania, 2 giovani motociclisti sono morti in uno scontro avvenuto in pieno centro. Si punta il dito sull'alta velocità, in un incrocio spesso teatro di incidenti. Tonino De Mana. Un autentico bagno di sangue, un palo della segnaletica piegato e la vetrina di un negozio in frantumi. È la scena di un terribile incidente stradale avvenuto intorno a mezzanotte in pieno centro a Catania, costato la vita ad un giovane catanese di 21 anni e ad un ragazzo dello Sri Lanka di 23. A causare lo scontro, con molta probabilità, sarebbe stata l'alta velocità in un incrocio, quello tra le vie Umberto e Musumeci, teatro quasi giornalmente di incidenti. Agghiacciante la scena agli occhi dei soccorritori, il corpo di una delle vittime riverso in una pozza di sangue incastrato al palo che vedete. L'altro motociclista esanime dopo essere stato sbalzato contro la vetrina di un negozio. I medici del 118 hanno solo potuto constatare i decessi. La procura di Catania ha subito disposto la restituzione delle salme ai familiari. La morte dei 2 centauri, sebbene riconducibile all'alta velocità e ad una probabile mancata precedenza, ripropone il problema della sicurezza. Il botto è stato abbastanza potente per come mi hanno raccontato. Il problema è l'alta velocità, diciamo che questo incrocio è un incrocio abbastanza pericoloso, c'è quasi un incidente al giorno. Questo incrocio è un incrocio abbastanza pericoloso, perché non è la prima volta che succede. Soprattutto i rider di notte che sprecciano, neanche rallentono, passano tranquillamente come se avessero diritto alla precedenza, ma così non è, perché qui devono dare precedenza a destra. Sulla vicenda indaga la polizia locale, che sarebbe già in possesso dei filmati dei sistemi di videosorveglianza. A Catania un controllore dell'AMTS è stato aggredito sabato a bordo della linea 421/2 durante un controllo dei biglietti in zona Corso Italia. L'uomo ancora non identificato lo ha colpito con un pugno ed è poi fuggito. Il dipendente è stato soccorso e trasportato all'ospedale Cannizzaro. L'azienda ha condannato appunto l'episodio. A Partinico i finanzieri hanno arrestato un uomo che spacciava cocaina vicino al mercato settimanale. Aveva con sé diverse dosi pronte per essere cedute, oltre a un panetto di droga del peso di circa mezzo chilo e 70.000 euro in contanti. Cambiamo decisamente pagina. Oggi giornata internazionale dei bambini scomparsi. La Sicilia è maglia nera per i minori che si allontanano dai genitori. Oltre 6.000 le segnalazioni solo nel 2025. Sentiamo Desiree Ferlito. Nella giornata internazionale dei bambini scomparsi, i numeri accendono i riflettori sulla Sicilia, che con 6.364 segnalazioni, pari a un quarto del dato nazionale, diventa maglia nera d'Italia.
Minori che si allontanano da casa spontaneamente e che spesso sono lo specchio di realtà familiari talvolta fragili, dove sono i più giovani a farne le spese. C'è qualcosa di vuoto che nei nostri minori si viene a creare proprio perché mancano dei punti certi di riferimento e non possiamo non tacere. Secondo la relazione del Commissariato straordinario del Governo per le persone scomparse, nel 2025 in Italia sono state registrate oltre 25.000 segnalazioni, più di 17.000 riguardano minori, quasi il 71% del totale. Trapani è la provincia con più casi in assoluto, seguita da Agrigento. Nella classifica compaiono anche Catania e Palermo. A lanciare l'allarme è l'associazione Meter, da quasi 40 anni impegnata nella tutela dell'infanzia. In questa giornata alzare la voce fa parte della società civile, ma fa parte anche della Chiesa. Ecco, la Chiesa che cerca l'uomo deve andare a cercare veramente tutte le situazioni di marginalità e soprattutto di assenza di bambini che non sono più nelle proprie famiglie. E adesso ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco con il servizio dedicato all'iniziativa della Polizia di Stato insieme ad Addio Pizzo. Torniamo. Siamo tornati in studio. Metti in moto la legalità. Polizia di Stato, Addio Pizzo, a braccetto per una giornata speciale dedicata alla memoria. Protagonisti anche gli studenti di Catania. Il servizio. Metti in moto la legalità con maglietta bianca che raffigura Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, sorridenti e rilassati prima che Cosa Nostra potesse eliminarli con il tritolo. Uccisi, ma non dimenticati, con la delegazione Catania del Motoclub Polizia di Stato in collaborazione con Addio Pizzo, che ha scaldato i motori per una giornata dedicata alla memoria. Protagonisti anche gli studenti dell'Istituto Stanislao Cannizzaro che hanno fatto visita al 10° reparto mobile della Polizia di Stato. Sui risultati della lotta alla mafia ha parlato anche Salvo Fabio di Addio Pizzo. Non abbiamo ancora sconfitto la mafia, però è cambiato tanto nella percezione che le persone hanno del fenomeno mafioso. La mafia ha cambiato strategia, non fa cose eclatanti, stragi eclatanti, ma vive in un sottobosco che a volte si addentra nelle istituzioni. Allora cosa fare? Ci dobbiamo preoccupare perché quando la mafia non uccide non significa che la mafia è stata sconfitta, ma anzi è esattamente il contrario, vuol dire che fa in tutta tranquillità i suoi traffici e i suoi affari. Molti commercianti non denunciano perché hanno paura e non hanno fiducia, e allora cosa dire a loro? Mi dispiace dover constatare che ancora c'è un retaggio duro a morire. Noi lo diciamo anche nelle scuole con i ragazzi, negli incontri che facciamo. Dopo la morte di Libero Grassi trovatevi qualche imprenditore, qualche commerciante che ha denunciato ed è stato ucciso. Saliamo in sella per non permettere alla polvere del tempo di coprire il sacrificio di chi ha lottato contro la mafia e lo slogan, ma non solo, dell'iniziativa. Crediamo nel futuro e nei giovani, per cui fare vivere a questi studenti un'esperienza differente da protagonisti della storia per noi è particolarmente sentito. Ricordati la strage di Capaci e l'uccisione dell'ispettore capo della polizia Giovanni Lizio. Auto d'epoca sul lungomare di Mondello, il concorso di eleganza del Club Lauria in mostra anche una Ford Torpedo del 1929. Marco Gullà. Sole, mare e auto d'epoca. Il lungomare di Mondello si riempie del fascino senza tempo delle auto storiche con la 6ª edizione del concorso di eleganza per auto d'epoca organizzato dal club canottieri Ruggero di Lauria. Una meravigliosa mostra d'auto, in concorso modelli di autovetture costruite sino al 1940 e quelli dal 1941 al 1996, suddivisi nelle 3 categorie: berline, coupé e aperte e auto di particolare pregio, costruite tra il 1996 e il 2006. Intervengono utilmente sul tessuto cittadino, offrendo occasioni come queste di buon gusto e, come abbiamo detto, di utile conoscenza della storia dell'automobile. In questa sfilata anche auto realizzate nella prima metà del Novecento e altre di particolare pregio, tra cui la Ford Torpedo del 1929, vincitrice del premio Best of Show dello scorso anno. Noi siamo veramente contenti. Basterebbe questa sola manifestazione per poter arricchire il nostro anno sociale. Turisti, appassionati e curiosi, tutti in fila per ammirare l'eleganza di queste auto.
Adesso ci fermiamo, c'è un'altra pausa e poi torneremo per il calcio con la debacle davvero clamorosa del Catania ieri ad Ascoli. Torniamo tra poco. Siamo tornati in studio e adesso il calcio. Dopo la sconfitta pesantissima di Ascoli, il Catania è chiamato a un vero e proprio miracolo. In 90 minuti emersi tutti i limiti di una stagione. Ma sentiamo Marco Carli. Altro che settimane da raccontare. Ai tifosi questi playoff, a meno di miracoli clamorosi, resteranno nel ricordo come quelli della disfatta di Ascoli. Un Catania assente, spazzato via dai bianconeri. Nella partita più importante, nella fase della stagione decisiva, i rossazzurri hanno mostrato in 90 minuti tutti i loro limiti. Oggi siamo arrivati, secondo me, con tante situazioni al limite. Ho cercato di tirare il collo a tutti fino alla fine. L'Ascoli è arrivato meglio di noi dal punto di vista della fiducia, della consapevolezza. I 4 gol che potevano essere di più, il dato del possesso palla del primo tempo superiore all'80% per i marchigiani, la sensazione che si sia giocato a porta romana per i più giovani, ad una porta sola. E poi gli unici tentativi nel finale, Duffizzi e Guiebre fenomenali contro giocatori che in casa rossazzurra hanno fatto scena muta. Ora serve almeno mostrare l'orgoglio e dopo mercoledì, a meno di miracoli, Pelligra, ripreso con gli occhi lucidi in tribuna dopo la partita, guarderà a questi 3 anni e penserà a tirare le somme. E subito dopo questo telegiornale l'appuntamento è con Sicilia 24 Focus, condotto oggi da Eva Spampinato, e alle 15 invece è l'appuntamento per seguire i risultati delle amministrative 2026 con uno speciale del punto appunto dedicato alle elezioni condotto da Luca Ciliberti. A tutti voi un buon proseguimento di giornata. Sicilia 24 tornerà alle 19.